Amici del futsal, benvenuti da parte di Samuel Miani al Pala Vaiali. Ricomincia la Serie A del calcio 5 femminile, ricomincia il massimo campionato nazionale con la sfilata davanti ai propri tifosi dell'Occasa Falconara Fresca, campione d'Italia, che si appresterà a difendere il tricolore qui tra le stesse mura che l'avevano vista volare in quella finale magica del 15 giugno scorso contro il Pescara, passando per quella notte magica contro il Bitonto, prima di incidere per la seconda volta nella propria storia il nome nell'albo d'oro di questa competizione. L'Occasa Falconara riparte dunque dal Pala Vaiali con il petto gonfio del nuovo tricolore, con la volontà e la speranza di poterlo difendere, di poter ancora cercare la continuità con una stagione che nell'anno passato si era trasformata di settimana in settimana si è trasformata di settimana in settimana leggendaria fino a quell'ultimo atto. Una stagione dalla quale i Citizens cercheranno di tenere alto il proprio nome dinanzi a tutte le altre contendenti, pronte ad assaltare il falco portatore della coccarda tricolore. Un'Occasa Falconara che ha cambiato tanto, ha cambiato tra i quadri dirigenziali e ha cambiato poi per estensione anche in molte delle componenti che avevano fatto la grande parte di protagoniste nella scorsa stagione. Un'Occasa che però ripartirà da chi è rimasta fedelmente a difendere il vecchio hangar di Via Stadio. Un'Occasa che riparte da Isa Ferreira ed Erika Ferrara, oltre alla riconfermatissima Giulia Domenichetti in panchina, ma che dovrà reinventarsi, riscoprirsi di giornata in giornata per sapere se sarà in grado di mantenere alto il proprio nome in questa Serie A. Tanti volti nuovi, dal ritorno dell'imperatrice Taina Santos a quelli delle neoentrate, riferimento diretto a Carola Colucci, ex Lazio, e alle altre calciatrici più attenzionabili, ovvero Nancy Lott, prima olandese della storia del club falconarese, e Luana Condò. Minuto di silenzio in favore della scomparsa di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano deceduto ormai una settimana fa in Cile. Dunque silenzio rispettoso del Pala Vaiali, che adesso si appresta però a sostenere a gran voce le sue beniamine per l'occasione di oggi, il giorno zero del campionato di Serie A Tesis 2025-2026. L'abbiamo detto, Occasa Falconara contro Audace Verona, con le veronesi sul punto di battuta per
la prima sfera di questo match. Tanti temi sul tavolo, dalla novità di cui abbiamo detto in apertura rispetto al Falconara, che ha cambiato in molte delle sue componenti, ma che riparte dalle vecchie certezze. Palavaiali anche quest'oggi che ha risposto con una grande presenza di pubblico. Erika Ferrara, Isa Pereira, Giulia Domenichetti a fare ancora la capostipiti. Si comincia, è iniziata ufficialmente la Serie A Tesi 2025-2026. Pallone girato verso Barban, che guadagna la rimessa laterale per le venete. Palla proprio verso la numero 9 che cerca di scoccare il destro, controlli nel piglio, arriva il sinistro di Puttov, c'è la chiusura con il piglio che vuole ripartire e appoggiare verso Erika Ferrara. Ferrara fino a Taina Santos con lo slalom, Taina Santos non se ne va a Barban che poi mette il differenziale, arriva Carturan, chiamata alla prima uscita con la sua nuova pelle falconarese addosso, eredità quella raccolta da Denise Carturan di assoluto spessore, perché le gesta di Ana Sestari ancora rimbombano ovviamente in questo Palavaiali. Naturalmente, come da prerogativa ben esplicita manifestata dall'allenatrice Giulia Domenichetti alla vigilia di questo esordio in Serie A, è un'occasione che non dovrà guardarsi tanto indietro se vorrà cercare di mantenere alta l'asticella. Quindi dato destro di Erika Ferrara, parata e ribattuta con Elpidio, che però recupera il pallone in pressione alta. Ferrara prova a rimettere ordine, poi passa addirittura da Carturan che aggancia. Serve di ritorno Erika Ferrara. Isa Pereira, scambio con Taina Santos, che poi sposta e ritorna dalla portoghese, porta verso il centro, c'è Ferrara che sale, Ferrara contro Maretti, ancora Erika Ferrara nel fazzoletto, Erika Ferrara, chiusura da parte di Capitan Puttov. Un minuto e 20 secondi giocati, 0-0, rimessa Isa Pereira sul secondo palo, ancora Puttov a liberare la propria area di rigore. Carturan che riceve il pallone. Taina Santos porta il blocco su Barban, poi però pallone troppo in profondità da parte del Pidio, non c'è nessuno per poterlo attaccare, rimessa dal fondo, già battuta da Verona che passa fino a Puttov. Isa Pereira con la diagonale senza irregolarità rimette il possesso nel pallino dell'Occasa. Adesso Taina prova ad andarsene, arriva la chiusura di Maretti, rimessa laterale per l'Occasa, altezza 3/4. Elpidio viene incontro, Elpidio, mancino di Elpidio, ancora Maretti a fare da ultimo baluardo prima di Verdù. Rimessa già battuta, Elpidio riceve da Erika Ferrara, poi va da Isa Pereira, sul plus ancora Erika Ferrara sul versante atipico della numero 21, qui pallone verso il centro proprio dalla capitanissima, con Elpidio che si addormenta un po' su questo pallone vacante. Arriva Isa Pereira però a completare la mansione della compagna, e Elpidio fino a Isa Pereira che vede sul secondo palo di Aina Santos, c'è la deviazione ultima probabilmente di una calciatrice del Verona. Non cambia la sostanza, la stagione 2025-2026 dell'Occasa Falconara riparte alla vecchia maniera con le sfuriate di Isa Pereira. 1-0 per le Citizens. Destro che sembrava essere indirizzato verso Taina Santos, ma che poi ha goduto probabilmente di una deviazione ultima favorevolissima, e allora è Isa Pereira che sblocca il risultato al Palavaiali, vantaggio per il Falconara con la mazzone di Povoa, calcettista che gode naturalmente di un'aura oramai
difficile da spiegare a parole qui al Palavadiali. Adesso quindi Verona sotto dopo 3 minuti, 1-0 per l'Occasa, e Venete di Mister Rossi che costrette ad inseguire. Adesso provano con Barban, Isa Pereira, Erika Ferrara, falla cercare all'Inelpidio con Lot che intanto è subentrata e dunque mette per la prima volta piede in campo al Palavadiali, calcettista proveniente dall'Atletico Chiaravalle. Piccolucci scambia con Elpidio, altra new entry nel roster Occasa. Rimessa laterale per il Falconara che l'ha sbloccata. E ripartendo, l'abbiamo detto, dal caposaldo Isa Pereira. Aline Elpidio scambia, poi va sul sinistro e poi non riesce però a rimettersi in contatto con questo pallone dopo il dribbling. Uscita pressing del Verona senza riferimenti però, e allora rimessa nella metà campo difensiva per l'Occasa che ha già scavalcato tutta la metà campo. Chiusura in rimessa per Verdù. Lot va da Isa Pereira, Aline Elpidio. Verticale verso Colucci che poi torna da Isa, Isa sposta e poi sbloccata Lot fino a Carturan. Vuole farsi venire a prendere l'Occasa naturalmente perché l'Audace adesso è sotto e probabilmente deve scoprire un po' di più il fianco. Qui Elpidio vince il break con Colucci che quasi si ritrova questo pallone. Deviazione ultima da parte di Barban che favorisce ancora una volta la rimessa con i piedi per l'Occasa, che adesso qui aveva duettato attraverso le nuove energie di Colucci. Elpidio, Lot scambia con Elpidio che poi in un modo o nell'altro torna all'indietro da Carturan. Isa Pereira. Erika Ferrara fino alla deviazione di Maretti che cerca il pallone al centro, bravo a recuperare in questa situazione la numero 21 con il Verona che dunque guadagna un po' di campo dopo questa pressione aggressiva della propria numero 21 Puttov sul punto di battere la rimessa fino al destro di Barban che però manca la conclusione, allora può ripartire veloce l'Occasa. Erika Ferrara sposta fino al sinistro ancora una volta, chiusura da parte di Barban. Posizione analoga per battere con i piedi dell'Occasa. Taina Santos sbaglia la misura contropiede del Verona con la giocata cercata da parte di Tosetto che poi va al centro, c'è Lot prima di Barban e poi vince il break. Può ripartire Falconara, verticalizzazione in banda per Lot fino a Colucci, chiusura da parte di Puttov che si aiuta ma in maniera regolare con le braccia. Può ripartire veloce ancora Verone, il mancino da parte di Maretti che strozza troppo però questa conclusione e dunque sussulto anche però della formazione guidata da Mister Rossi. Occasa che mantiene il possesso. Isa Pereira sbuca fino al secondo palo dove c'era il piglio, deviazione fondamentale di Puttov con Isa Pereira che aveva cercato ancora una volta il riferimento ad altezza secondo palo in questa situazione. Guadagna il corner la portoghese fino a Erika Ferrara col mancino
sporcato il tentativo a rete di Ferrara, che colpisce con la parte esterna del collo, ma senza naturalmente rendersi pericolosa. Rimessa per Verona già battuta. Maretti, Isa Pereira, fino a Elpidio, si trasforma in un assist questo tentativo di liberare. Elpidio fino alla parata di Verdù, e poi Taina fino ad Erika Ferrara, che però si aspettava un altro tipo di alternativa dopo quel recupero fulmineo, fugace da parte di Taina Santos. Rimessa Verona, che qui spreca Erika Ferrara. Taina Santos lascia lì e Elpidio, e poi chiusura da parte di Putov. Può ripartire Verona ancora con Maretti, che sposta. Maretti non trova però il vertice centrale in questa situazione, con Melissa Barban, che qui aveva compiuto il movimento più in fascia, più in banda che centrale. Profondità del Verona, dettata fino a Melissa Barban da parte di Tosetto, bravissima in questo lavoro la numero 77. Adesso guadagna una rimessa laterale. Barban va a sbattere contro Condò, e poi ripartenza 3 contro 1 per l'occasione, con Condò che va da Isa Pereira, pallone troppo lungo della numero 5 ai primi istanti in maglia Citizen. Ha guidato questo contropiede con forse un po' di emozione la numero 5. Qui palla fino a Barban, che rimette al centro, poi Isa Pereira non precisissima. Tosetto da Putov. Taina Santos prova a distendersi, lo casa, poi Elpidio, brava Melissa Barban adesso a riottenere questo pallone, ma Taina Santos la chiude. Calcio di punizione, primo fallo della gara commesso dal Verona, in questo caso commesso da Melissa Barban, che qui ha stoppato visibilmente Taina Santos. Una Taina Santos che si era rivelata abile nel strappare proprio a quest'ultimo il pallone. Elpidio vince il contrasto, poi bicicletta di Elpidio, solita giocata, Elpidio sul destro, Aline Elpidio fino a Condò, e poi ancora Elpidio due volte, la numero 11, che alla fine guadagna la rimessa laterale. Sprazzi di giocolismo da parte di Aline Elpidio, che qui va con la punta, paratone di Verdù, che poi suona la carica, sbarra la strada ad Aline Elpidio. Verdù, e qui ha fatto davvero un grandissimo intervento. Ancora Isa Pereira dalla palla inattiva, poi chiama per il corner, perché a sua detta anche in questa situazione c'era voluto l'intervento di Verdù. Rimessa dal fondo per Verona, che dunque si salva da questa doppia sventura in serie. Palla verso Elpidio di Condò, e Elpidio con il mancino non prende lo specchio della porta, non inquadra lo specchio della porta. Allora time out per Mister Rossi, che richiama a sé le sue ragazze al netto di questi ultimi istanti un po' di sbandamento. Un Verona che sta soffrendo l'aggressività del Falconara a metà campo. Indicazioni anche da parte della De Rosa che quest'oggi sostituisce Giulia Domenichetti, che si ritrova in tribuna poiché deve ancora
Falconarese. Adesso però come cazzo fa? Scatti ancora. Ancora scatti. 12:26 da giocare dopo quello che sarà il secondo fischio dell'arbitro a sancire la chiusura di del gol flash, del gol lampo di Isa Pereira alla vecchia maniera. Dunque il Falconara è ripartito da un suo caposaldo, da una sua capitana aggiunta, se vogliamo paragonare il numero di presenze di Isa Pereira con quello di Erika Ferrara, non lontanissime le due, ma soprattutto per atteggiamento, per portamento, per un insieme di fattori inquantificabili. Isa Pereira è davvero una capitana aggiuntiva per questo Casa Falconara, qui tanto Erika Ferrara che ha provato il pallone profondo, pressione alta in questo caso ben portata da parte della Tosetto, rimessa Verona e allora Natasha Barban fino al tentativo intercettato da Lot. Putov scambia con Natasha Barban che poi prova a rinvenire su questo pallone, c'è ancora una volta l'olandese a cucirne i dettami per guadagnarselo. Rimessa infatti Falconara, già battuta Isa, torna dall'olandese. Erika Ferrara porta verso il centro, salta, secca la Tosetto che poi è costretta al fallo. Erika Ferrara che qui aveva dettato il solito movimento centrale. Ancora Ferrara. Isa Pereira da Lot. Ferrara tra le linee a fare da intermedio. Isa Pereira che poi ritorna su questo pallone in palleggio. Isa Pereira prova ad andarsene, arriva Lot e poi Putov che alla fine è anche l'ultimo a toccare. Solita strabordanza di Isa Pereira, portoghese tutt'altro che arrugginita l'apparenza dopo i carichi della preparazione. Qui palla fino a Erika Ferrara che va con il mancino, c'era Colucci ma chiusura provvidenziale di Putov e allora Lot se ne va nello stretto. Lot arriva ancora Putov, Ferrara, mancino a sbattere su Ficetto. Isa Pereira con il destro, sposta e calcia, deviazione di Barban che poi vince la rimessa con i piedi. Profondità dettata da Ficetto, Erika Ferrara difende il pallone fino a Carturanca, già rimesso in gioco con Lot. Erika Ferrara, c'è spazio fino ad Isa, non l'ha vista Erika Ferrara. Lot se ne va, Isa Pereira e poi vince il break, rimpallo che però si spegne fino a Verdù. Sposta Maretti, mancino verso il centro, Carturan deve tenerla lì e appoggiare su Erika Ferrara per rimettere in sesto la manovra o casa. Lot sposta sinistro fino a Colucci, bello controllo orientato a cercare di saltare Barban, riesce Colucci, poi palla fino a Lot, chiusura da parte di Maretti, primo assolo di Colucci e tutto quel che contiene, perché qui la numero 3 davvero ha debordato fino a questo pallone servito a Lot. C'è voluta una provvidenziale numero 21 per le venete
a spegnere in semplice rimessa in corner, perdona, a spegnere semplicemente in corner questo pallone. Ancora Lot, se ne va Barban che poi cerca Ficeto che non riesce a mantenere questo pallone in campo. Verona che sta cercando di rimanere aggrappata a questa partita, naturalmente dopo soli 10 minuti e con il risultato sfavorevole di una sola rete, anche se è l'Occasa che sembra apparentemente salire in cattedra di minuto in minuto. Qui Isa Pereira sbaglia la misura del passaggio, poi si ritrova il pallone. Isa Pereira appoggia fino al Pidio, e il Pidio con Colucci all'interno dell'area di rigore, e il Pidio 2 volte deviazione, e quindi corner per l'Occasa in occasione di questa conclusione. È il Pidio che si era ritrovata il pallone buono per andare direttamente verso la porta. Ultima deviazione di una veneta, e allora palla fino a Taina Santos. Isa Pereira davanti a Verdù, poi il Pidio col mancino non trova lo specchio della porta, pallone che esce di un paio di metri dalla sinistra alla sinistra di Verdù. Prove generali di Aline El Pidio, che l'anno scorso era stata la massima marcatrice dell'Occasa Falconaria tricolore. Carturan contro il Pidio. Isa Pereira sposta, finge il tiro verso la porta, poi va con il destro questa volta, dopo uno step in più che aveva visto anche Taina Santos partecipare alla manovra. Rimessa per l'Occasa. Taina Santos prepara il destro, Taina Santos, palo! E poi ancora la numero 20 che arpiona questo pallone, lo perde in un secondo momento contro Tosetto, e il Pidio. Bello stile in mezzo a due con Maretti e Tosetto che avevano provato a strapparle questo pallone. Taina Santos subisce fallo, il secondo della gara subito dalla brasiliana, terzo in generale invece commesso dal Verona. 9 da giocare, 1-0 dal Palavagliali. Taina Santos che, come se ne avesse il bisogno, continua a dimostrare al suo vecchio Palavagliali che si è calata nuovamente nella parte della stragrande. Lei che ha giocato e vinto una Champions League qui a Falconara, qui Condò, fino all'ultima deviazione portata da Tosetto, che si fa dare una mano da Verdù per non incamerare danni. Qui è il Pidio, spedisce direttamente sul tetto del vecchio hangar di Via Staio il pallone in profondità diretto verso Putov. Rimessa per Verona. Putov contro Isa Pereira che può dettare la superiorità dopo il break. Isa Pereira con il Pidio con un'autostrada sulla sua sinistra, palla verso di lei, deviazione da parte di Maretti, e poi Putov a completare il disimpegno. Time out questa volta chiamato dalla De Rosa, che probabilmente adesso deve cercare di forzare la mano per raddoppiare, per trovare il raddoppio, poiché l'Occasa ha avuto qualche occasione importante, sostanziosa, per portare a 2 le lunghezze di distanza. Poco cinica fin qui la formazione di casa, che adesso si raduna attorno a una Taina Santos che ha già rimesso le vesti da leader. Indicazione anche da parte di mister Rossi.
rimessa per le Citizen. Kundo che va a battere fino a Taina, prova a rilasciare lì, pallone per Ferrara, grande giocata da parte di Taina Santos, con Ferrara che qui aveva già goduto dell'automatismo tecnico con la compagna per arrivare alla conclusione. Qui ancora Taina Santos fino ad Isa Pereira che prova a tenere vivo questo pallone, ritorna dalla brasiliana che poi cerca la bicicletta, chiusura da parte di Maretti. Erika Ferrara riceve Isa Pereira che poi va da Taina Santos, imperatrice come abituati a chiamarla nel mondo del futsal. Erika Ferrara riceve da Isa Pereira, sposta Isa Pereira, poi col mancino va da Taina Santos che risblocca Erika Ferrara, incontro Isa Pereira, 1-2 nello stretto. E poi Taina Santos gioca al gatto e il topo, Locasa che sta cercando di far uscire il Verona, che stavolta però segue bene, induce all'errore la formazione di casa. Maretti vuole la profondità, non può raggiungere ovviamente Natasha Barban. Isa Pereira va da Ferrara, scambio, poi Erika Ferrara prova ad andarsene, giocatona di Erika Ferrara che poi prova ad anticipare con il tocco di destro. Verdù si sarebbe inventata davvero un centro d'antologia, fa ben muro però estremo difensore delle Venete. Qui Taina col destro al volo in acrobazia, pallone che esce non molto lontano dalla traversa difesa da Verdù. Che poi rinvia lungo, non c'è però il supporto da parte della Barban. E allora possesso ancora del Falconara. Erika Ferrara va da Colucci, scambio con Elpidio, sposta Elpidio con qualche metro per cercare la conclusione, poi Isa Pereira da Colucci, come l'aveva orchestrata questa situazione l'Ocasa Falconara, tutto giusto, tutto con i tempi giusti. Poi deviazione ultima importantissima da parte della solita Putto. Maretti aspetta movimenti, eccoli arrivare, portati da Melissa Barban che poi vince il break. Barban con il destro, Carturan dice di no e poi direttamente Putto col mancino va a sbattere su Erika Ferrara, sussulto del Verona con il guizzo di Melissa Barban, qui brava a controllare, calciare in tempi brevi, in tempi ridotti. Altrettanto brava Carturan, qui Putov cerca di godere di una deviazione per infastidire l'estremo difensore avversario, non c'è però margine di pericolo per l'Ocasa che si rifugia in area dopo l'ultima deviazione per difendere dalla rimessa con i piedi. Palla fino a Putov, Colucci brecca e poi attacca con Isa Pereira alla porta di Verdù. Isa Pereira sotto il 7 con il sinistro, doppietta da parte della portoghese, padrona assoluta del parquet qui al Palavaiali. Isa Pereira, 2-0 dell'Ocasa Falconara. Dopo 14 minuti arriva il raddoppio della formazione Citizens con l'Amazzone di Povoa. Colpo duro, durissimo per il Verona. Ripartenza fulminea
delle Citizens, e poi capitalizzata nel migliore dei modi dal suo totem. 2-0, cambia ancora una volta il parziale al Pala Badiali e lo fa ancora una volta in favore delle campionesse d'Italia in carica. Maretti, adesso Verona che cerca la profondità direttamente con Barban dopo il tentativo di Maretti. Elpidio, palla fino a Maretti col mancino, Carturan, paratona da parte della Carturan su Maretti, vicinissima al gol che avrebbe accorciato le distanze. l'Audace a tu per tu con Carturan. Maretti ipnotizzata da il suo diretto avversario. Qui il Elpidio prova ad uscire con Lot che se ne va, poi intervento di Putov che ristabilisce l'ordine. E guadagna rimessa con i piedi, già battuta, ancora Putov. Giocata di Barban, poi deviazione di Carturan che dice di no alla numero 26, che qui aveva fatto davvero una gran bella giocata nello stretto, spostando fino al mancino Natasha Barban. E Audace che continua a premere adesso contro Carturan, qui destro verso la porta, cercato da Tosetto senza pretese però. Allora Taina Santos sposta a destro di Taina Santos, ultima a toccare è stata una calcettista dell'Audace. Taina Santos chiama il movimento di Lut, poi preferisce Erika Ferrara col collo pieno, deviazione da parte di Tosetto, e allora rimessa Falconara. Elpidio con il destro, ancora una volta la numero 77 dell'Audace Verona a toccare per ultima, e quindi Tosetto regala il corner al Falconara. Taina Santos, deviazione, o meglio che non c'è stata, deviazione che non c'è stata, può ripartire l'Audace Verona. Pallone fino al mancino, cercato da Maretti che aveva scambiato in questo caso alla grande con Ficeto. Adesso Taina Santos che cerca il confronto con direttore di gara, probabilmente a seguito di quella situazione in cui le Citizens reclamavano per il tocco e quindi il corner. Adesso Erika Ferrara porta via la compagna, è Occasa che deve pensare a difendere in questa iniziativa. Maretti col mancino, corpo troppo all'indietro. Allora rimessa dal fondo, facile per Carturan che rimette in gioco con Erika Ferrara. Elpidio tra le linee, Erika Ferrara accenna al passaggio e poi lo realizza fino a Lot che ha riscambiato con la numero 21. Qui Taina Santos prova ad andarsene su Putov, ultima a toccare la brasiliana del Falconara. Con Putov che lascia Maretti, arriva Ficeto contro Erika Ferrara, poi se ne va Maretti in un primo momento. L'ultima a toccare è stata proprio lei, perché Erika Ferrara si era rivelata brava a sporcare questo pallone. Ferrara batte fino a Isa Pereira, poi lascia lì Taina Santos. Isa Pereira ritrova il pallone, c'è Maretti, Taina Santos che riceve da Isa, ancora una volta in
via acrobatica quasi, in spaccata, a cercare la conclusione. Calcettista proveniente da Roma. Grande palla qui di Putov, che poi non riesce, su Putov, pardon, che poi non riesce però a continuare la transizione. Rimessa con i piedi per l'Occasa. Isa Pereira, va del Pidio, Isa Pereira, scambio di nuovo con Elpidio, Erika Ferrara, 1-2, chiamato e riuscito con Isa Pereira. Ferrara poi torna sui suoi passi e riserve la portoghese che vuole Colucci. Ultima parola però a Verdù, che rinvia direttamente su Tosetto nello stretto. Ferrara mette ordine passando da Elpidio, 3:35 da giocare, 2-0. Al Palabadiali decide la doppietta di Isa Pereira. Che ha rimesso subito il Falconara al centro di questa Serie A. Qui destro ancora una volta della stessa Isa Pereira, che quasi piega le mani a una Verdù che però si fa trovare pronta su questo bolide, su questo fulmine a ciel sereno della portoghese. Corner per l'Occasa. Non molla la presa, non molla la preda, una Dace che è sotto 2-0 e che adesso deve sottostare a questa pressione per la fine. Colucci che arriva sul pallone sporcato e si presenta al Palabadiali con il centro del 3-0 per l'Occasa Falconara. Carola Colucci, al numero 3, che fa 3-0 e dunque allunga per l'Occasa. Partenza positiva con il suo nuovo pubblico per Carola Colucci. Adesso chiude, può ripartire l'Occasa ancora una volta con lei. Colucci fino a Isa Pereira, pallone fuori misura però di molto, e allora Verdù che ha servito Putov. Dace Verona adesso che deve scavalcare una montagna praticamente, anche se lo sappiamo, questo sport non è esente dai colpi di scena più assurdi. Sensazione però è che l'Occasa sia ampiamente padrona del campo in questa fase. È 3-0 che ha solamente rafforzato queste sembianze, questa sensazione. Vediamo se arriva la risposta dell'Audace. Pallone fino al destro mancato di Maretti, perché Carturan qui ha tolto tanto quanto bastava, ha toccato tanto quanto bastava questo pallone per toglierlo dalle grinfie della numero 9. Allora corner per l'Audace e qui mancino da parte di Putov, che non trova lo specchio della porta. Occasione, doppia occasione per l'Audace a due passi da Carturan. Rimane 3-0 il risultato al Palabadiali dopo questo doppio tentativo dell'Audace Verona. Qui destro da parte di Condò, cercato di far infiammare il pubblico di casa. Lot contro Barban, che deve uscire dalla pressione alta. Falconara che si rintana nella propria metà campo dopo la rimessa con i piedi per l'Audace Verona. Putov non riesce a ricevere
da Barban. Rimesso a casa. Kondo. Isa Pereira. Bella palla di Isa Pereira, poi chiusura però da parte di Melissa Barban, che dunque manda tutto in fumo. Palla fino a Lot, che prova di controbalzo a sorprendere Verdù. Buono spirito da parte dell'olandese, che qui con personalità ha provato la volée. Kondo contro Verdù e poi Isa Pereira. Taina Santos, Isa Pereira 2 volte, arriva Lot non riesce a saltare Maretti, allora poi preferisce tornare sui suoi passi fino a Carturan, pardon. Taina Santos aveva dettato il corridoio fino a Lot. Erika Ferrara. Kondo lascia sul posto Barban, poi ancora Ferrara, slalom gigante fino a Verdù 2 volte e poi Verdù si ritrova questo pallone in profondità. Taina Santos, ultima a toccare è Natasha Barban. Tocco fortuito, utile a far tornare il possesso all'Okasa. Qui deviazione di Ferrara che fa da muro, poi prova ad andarsene in bello stile, alla fine si appoggia su Kondo con tanto spazio. Kondo, Taina Santos sposta, alla fine si appoggia. Kondo che sbaglia la misura, vuole ripartire Audace Verona e poi si prende un applauso corale delle compagne. Kondo che rimedia all'errore, adesso lascia il campo il piglio, così come ha fatto Taina Santos per Isa Pereira. 59 secondi, ultimo minuto di questo primo tempo, 3-0 per l'Okasa Falconara, che naturalmente ci terrà ad andare a riposo vedendo variare il risultato soltanto a proprio favore. Qui il piglio fino a Isa Pereira, chiusura in anticipo da parte di Natasha Barban. Erika Ferrara si coordina col mancino, Ferrara con l'uovo di sottofondo del Palavaiali che aveva quasi accompagnato sotto il 7 il grande mancino di Erika Ferrara. Rimessa dal fondo già battuta, pallone ancora delle Citizens che lo giocano assieme a Isa Pereira del Pidio. Fallo sulla brasiliana, quarto commesso dall'Audace Verona. Calcio di punizione nella metà campo, difesa dalla squadra di Mister Rossi, con il Pidio e Isa Pereira nei pressi. Si va addirittura da Erika Ferrara. 18 secondi, Isa Pereira non deve scherzare col fuoco di questi ultimi atti, porta il pallone e poi torna sui suoi passi, chiama l'1-2 con il Pidio, eccolo che arriva, deviazione fino a Verdù. Maretti che prova ad andarsene, non c'è più tempo, almeno per quanto riguarda il primo di tempo qui al Palavaiali. L'Okasa conduce per 3-0 grazie alla doppietta di una sempreverde Isa Pereira e al gol all'esordio di Carola Colucci.
Bentornati dal Pala Badiali, tutto pronto sul disco del centrocampo per la seconda frazione tra Occasio e Falconara della Audace Verona. Si riparte dal 3-0 maturato nei primi 20 a favore delle campionesse d'Italia in carica. Nel segno della continuità, se vogliamo, e anche della novità, perché dopo la doppietta di Isa Pereira si è aggiunta anche Colucci a tabellino per le padrone di casa. Lei che è stata una delle neoacquiste o dei neoacquisti qui dalle parti del Palavagliari, una dunque di quelle che hanno per forza e dovranno per forza raccogliere il testimone lasciato dagli addii di Praticò, Cortés, Ballardini e Dana Sestari. L'abbiamo detto, è una casa falconara che ha cambiato tanto tra la passata storica stagione e questa, e che dunque deve fare affidamento sulle sue novità per cercare di mantenere alto il livello, come spiegato da Giulia Domenichetti, allenatrice confermata dalle parti di Via Stadio, senza però doversi far sormontare dal peso, dalla pressione di dover difendere questo tricolore. Dunque pallone qui intanto verso Taina Santos, che lo lascia lì in qualche modo. Erika Ferrara arriva su questa sfera, la numero 21. Isa Pereira, Ali nel video, scambia fino a Taina Santos, che riceve e torna dalla portoghese. Ali nel video, sposta e calcia, Maretti, serve Tosetto che prova ad andarsene, non si passa contro Taina Santos, che lascia sul posto la numero 20. Il numero 77, scusatemi, adesso Maretti che sposta col sinistro, Carturan in due tempi, il pallone però è uscito sotto stretta osservazione del direttore di gara che occupa quel lato, sotto gli occhi attenti della terna composta da Onesti, Lavanna e Rutolo. Intanto qui ultima deviazione nel tentativo di cercare il Tosetto portata da Maretti, e quindi è rimessa con i piedi per l'Occasio, che prova ad uscire passando da Isa Pereira. Carturan si disinteressa di questo pallone, Taina Santos non può fare altrettanto perché deve difenderlo da Putov, prova la giocata nello stretto, Taina Santos ultimo a toccare, capitana dell'Audace Isa Pereira. Fino a Elpidio col destro, poi torna sul sinistro, Elpidio da Erika Ferrara e poi ancora Elpidio con Maretti che vuole sul secondo palo, Barban non arriva. Scampato pericolo per Falconara, che qui era un po' scoperta. Adesso qui Isa aggancia, torna sui suoi passi per aprire uno spiraglio fino a Ferrara, pallone fuori misura. Isa Pereira, anticipo secco, Colucci, 2 contro 1 per l'Occasio, Erika Ferrara torna da Colucci, miracolo di Verdù con la mano di richiamo, poi parte il contropiede dell'Audace Verona. Cosa ha tolto la numero 1 dell'Audace? A doppietta praticamente fatta, Colucci si è vista dire di no dalla diretta avversaria, parata monstre da parte della Verdù. Adesso Elpidio fino ad Isa Pereira che calcia con il destro. Grazie mille. Ancora Verdù, pronta
Isa Pereira riceve da Elpidio, ancora la numero 11. Sposta fino a Colucci, chiusura di Melissa Barban, poi Erika Ferrara che prova a metterla all'angolino con il destro. Chiama anche per una deviazione, ma qui se l'è un po' mangiato Erika Ferrara. Prova. Qui Maretti ha ricevuto da parte di Verdù. 1-2, Maretti scambia con Aspetta, però devo riprendere quello di Melissa prima. Barban. Troppo lungo questo pallone. Un attimo, Elpidio. Isa Pereira. no, un attimo. Appena c'è un po' più tempo. Scambio, Elpidio, Isa, poi ancora tra le linee la numero 16 a lasciare lì per Elpidio, alza i giri, lo casa, arriva Lotti che lascia lì per Elpidio, che azione! E poi la numero 11 non la formazione di mister Giulia Domenichetti, tanta roba, tutta di prima, bella chiusura, tanto ancora Del Pidio che vede Colucci al centro, Colucci manca l'appuntamento col 4-0 e con la doppietta ancora una volta. Falconara adesso ruspante. 3 minuti e 40 secondi in questo secondo tempo, sempre 3-0, Falconara che ci è andata vicina per ben 2 volte, adesso Lut contro Verdù che stilisticamente non pecca e salva su questo 1 contro 1. Palla fino a Maretti che prova a cercare Puttov, deviazione, ha battuto Barban che cerca sua sorella con il numero 9. Melissa Barban, ultima deviazione da parte di Lut. Ancora Audace Verona questa volta che prova a rispondere. Diciamo. Destro da parte della stessa Melissa Barban. Maretti. Non trova il varco, ma guadagna comunque rimessa con i piedi. Pallone centrale fino a Puttov, Elpidio sbraccia, poi va giù. Calcio di punizione in favore delle Citizens con Elpidio, brava a non mollare la presa su questo pallone piuttosto sensibile a centro, all'altezza tiro libero, con Puttov che stava cercando di strapparlo per portarlo a sé in maniera pericolosa da quelle parti. Isa Pereira riceve da Erika Ferrara la rimessa con i piedi e poi ancora le due a scambiare. Taina Santos, Lot da Isa Pereira, scusate, poi Taina Santos riceve poi col destro. Cenni di intesa tra Isa e Taina Santos che qui l'avevano confezionata fino alla conclusione della brasiliana, fuori d'un soffio. 5 minuti giocati in questo secondo tempo e dunque 15 da giocare, sempre 3-0 al Pala Vagliali. Lut si mette in proprio, poi cerca il centro, Verdù che lascia scorrere di fatto senza deviare, dunque è rimessa per il Verona. Taina Santos un po' remissiva in questa situazione. Riparte l'Audace con Puttov che scambia fino a Natasha Barban, vince in qualche modo il break. Natasha Barban contro Lot, pardon, che poi generosamente mette in corner.
destro di Melissa Barban a sbattere contro Lot. Porta il blocco Barban, che poi quasi si ritrova il pallone al centro, ancora Lot a liberare la mente della retroguardia falconarese da pensieri poco semplici, poco simpatici, perché l'Audace sta arrivando a creare qualche pericolo. Qui intanto il sinistro da parte di Taina Santos, poi Erika Ferrara con il sinistro a sua volta, non inquadra lo specchio della porta Erika Ferrara. Rimessa dal fondo, già battuta per l'Audace. Adesso giostra questo pallone Puttov, pressata da Taina Santos. Ultima a toccare è stata la calciatrice dell'Audace. Adesso Isa Pereira con il destro che cerca il 7. Palo esterno però da parte della portoghese. Condò. Isa Pereira scambia con Condò e poi torna dalla numero 16, qui pressione ben portata da parte di Tosetto, non è uscito il pallone, Tosetto in quello che si trasforma più in un cross che in un tiro a differenza delle intenzioni. 13:52 da giocare, sempre 3-0 dal Palla Badiali, con il parziale che non è mai cambiato dall'inizio di questa seconda frazione. Il Verona, l'Audace Verona che sta cercando di studiare quali potrebbero essere le eventuali fratture entro cui inserirsi. Qui il destro di Taina Santos e prova a mettersi in proprio per confezionare il quarto centro di questo pomeriggio al Palla Badiali. Parata di Verdù, ennesima parata di Verdù. Qui ancora Taina in anticipo sul primo palo, poi due volte col destro al volo, corner. Ultima deviazione da parte di Ficeto. Erika Ferrara aggiusta il pallone, ancora Taina a cercarlo, palla fino da lì nel pidio che si coordina un po' disordinatamente e allora pallone alto. Maretti ha già ricevuto da Verdù, Erika Ferrara, scontro tra le numero 21, alla fine quella falconarese deposita in rimessa, arriva al sinistro di Puttov, chiusura in rimonta da parte di Taina Santos. Rimessa ancora dalle parti della tre quarti difesa dal Falconara. Puttov sul secondo palo, non c'è deviazione da parte di Ficeto, ma arriva quella di una calcettista Citizens e dunque copia e incolla dall'altra parte, la rimessa con i piedi, destro da parte di Tosetto che poi deve rinvenire su questo pallone perché Condò lo stava attaccando davvero da rapace. Puttov, scambio, non riesce l'1-2 con Maretti. Erika Ferrara tra le linee, 1-2 con Condò e poi si gira, Erika Ferrara prova ad andarsene, chiusa da Maretti, poi Taina Santos che aveva cercato di affinare questo pallone fino ad Erika Ferrara. Bella idea da parte di Taina che però non riesce a mantenere il possesso. Isa Pereira in anticipo su Ficeto. Puttov, vuole Ficeto, e il pidio fino a Condò che aveva compiuto il movimento in profondità divincolandosi nel duello con Tosetto. Adesso è il pidio
guadagna rimessa. A linea il Piglio, controllo orientato per cercare l'1 contro 1, eccolo che arriva, appoggio su Isa e poi Kondo fino a Colucci, che non può però aggiustare le misure di questo passaggio per controllare il pallone. Rimessa dell'Audace, palla fino a Putov, bella idea di Maretti che adesso torna sui suoi passi per cercare di chiamare il passaggio col movimento del corpo. La manovra però passa da tutt'altra parte, c'è il Ficeto che scambia con Tosetto. Rimessa dal fondo per l'Occasa dopo questa sterile fase dell'Audace. E il Piglio viene incontro, Colucci che poi serve a centrocampo. Isa prova a districarsi da una situazione non semplice, la portoghese, che però poi non guadagna la rimessa. E dunque è in favore delle venete. Ancora una volta rimessa Verona. No, il guru ha detto il PC. Il guru ha detto il PC, o il PC o l'entrata. Colucci serve Lot, o almeno prova a servire Lot, completa il disimpegno pulendo questo pallone. Una calcettista del Verona, palla fino a Tosetto che però non può raggiungere. Allora Audace che deve rimanere in pressione sull'Occasa. Ficeto, Isa Pereira si autolancia, pallone troppo lungo però nel tentativo di dribbling. Tosetto prova ad andarsene, Elpidio alla fine intercetta questo pallone, consegnando la rimessa con i piedi ancora una volta nelle mani della formazione ospite. Isa Pereira e il Pidio cambia lato, grande idea, fino a Taina Santos che lascia lì per Isa Pereira che ha provato col mancino a fare tris. Ultima deviazione provvidenziale da parte di Natasha Barban. E corner per Lot che scocca il mancino, parata di una sempre attenta Verdù, poi Elpidio con il tunnel fino a Taina Santos e ancora Verdù che neutralizza lo scavetto intelligente e ben eseguito di Taina Santos. Verdù una mezza saracinesca qui al Palavaiali. Corner per l'Occasa fino a Taina Santos che ci è andata vicinissima. Destro di Isa Pereira, Verdù lascia lì, poi Ficeto regala praticamente la rimessa con i piedi all'Occasa Falconara. Isa Pereira, Taina sposta contro Natasha Barban che poi rinviene su questo pallone. Erika Ferrara prova a prendere qualche metro dinanzi a Tosetto, non riesce però, in equilibrio precario, a mantenere questo pallone. Verdù spreca il possesso per l'Audace, 9:58 da giocare, 3-0 per l'Occasa sull'Audace che
quantomeno in questa seconda frazione sta poggiandosi sempre su Verdù per non subire, ma che comunque ha creato ancora troppo poco per impensierire Carturan. A casa Falconara, che adesso ha chiamato il time con la De Rosa che detta le sue indicazioni per non far abbassare la guardia probabilmente alle Citizens. C'è il Pidio che fa da leader massimo alle sue compagne. Si riparte dopo il time out, Audace in possesso con Barban a sbattere contro Lot. Tosetto alza il pallone fino a Barban, gran palla destro di Barban che va a sbattere sull'olandese. Partita molto molto generosa quella della calcettista di provenienza dall'Atletico Chiaravalle. Formazione sempre del marchigiano, qui destro verso la porta di Tosetto, deviazione, sarà ben coordinata la Tosetto. Corner per l'Audace Verona che con 9:40 da giocare, qualora dovesse trovare il centro in questa situazione, potrebbe riaprire questa contesa. Carturan fino a Erika Ferrara col mancino cerca Taina Santos che scivola per cercare il contatto con il pallone, palla fuori misura e quindi semplice rimessa dal fondo per Verdù che adesso gioca il pallone insieme a Tosetto. 1 contro 1 contro Ferrara. Carturan, Lot apre, gran palla di Lot fino a Taina Santos che palleggia. Taina Santos aspetta Isa Pereira che ha provato il centro sotto l'incrocio da Giostra, giocata monstre di Taina Santos che temporeggia con il palleggio e poi serve la portoghese per permetterle di calciare al volo. C'è andata vicinissima Isa Pereira. Questo gol davvero da fuochi d'artificio. Putov scambia con Morosini che è entrata per la prima volta in campo in questo frangente, altezza 33esimo di questo Casa Falconara Audace Verona, prima giornata della Serie A Tesis 2025-2026. Erika Ferrara strappa il pallone in coadiuvazione con Taina Santos, prova a ripartire Erika Ferrara, ultima deviazione da parte di Natasha Barban. Apertura fino a Taina Santos.
Taina Santos, giocoliera, poi Erika Ferrara, palla dall'altro lato da Isa Pereira, cambio gioco millimetrico della numero 21, che poi però sbaglia il rimorchio più semplice. E allora rimessa per l'Audace Verona, 8 da giocare qui al Pala Vadiali, 8 a separare l'Occasa Falconara dal primo battesimo con la stagione 25-26, significante 3 punti. Sarebbero anche il modo migliore per ripartire con addosso l'effigie dello scorso scudetto, tricolore che sarà da difendere con le unghie e con i denti dalle corazzate costruite in giro per l'Italia. Pensiamo su tutte alla CMB, ma anche a qualche neopromossa che naturalmente attraverso l'innesto delle varie Cortes, Praticò, Sestari rivestiranno un ruolo sicuramente di rilievo. Erika Ferrara lascia lì per Taina Santos a sbattere contro Butto, poi sul secondo palo Elpidio e arriva Isa Pereira in un secondo momento sul pallone che era schizzato addirittura fino a fuori dall'area di rigore. Erika Ferrara prova il mancino, Taina Santos che però non trova la porta, non trova l'aggancio a tu per tu con Verdù. Santi, Elpidio, Isa Pereira, secondo palo per Erika Ferrara che fa 220 presenze in maglia Citizens e 79 in bianco-blu e dunque inaugura la sua 9ª stagione con l'Occasa Falconara con il fiocchetto del gol del 4-0 quel Pala Vadiali. Non poteva mancare all'appuntamento con la prima in campionato vestendo il tricolore sul petto. Erika Ferrara fa 4-0 per l'Occasa e dunque se non la chiude l'Occasa Falconara così ci va davvero vicina. Elpidio appoggia fino a Colucci che lascia lì con il tacco, se ne va in un modo o nell'altro l'Audace in contropiede e poi Ferrara stessa si dimentica volontariamente di toccare questo pallone. Occasa Falconara adesso dovrebbe praticamente sparire da questa partita per non portarla a casa. 6:25 da giocare, 4-0 per l'Occasa, è parziale che è cambiato in questo secondo tempo per la prima volta solo qualche istante fa grazie al timbro di Erika Ferrara. Condò poggia lì da la sua compagna in maglia numero 21. Fuori misura il tentativo della Carturan. (34esimo e 4 gol da rimontare per l'Audace Verona che adesso cerca il pallone con Barban che poi lancia una Maretti che però non aveva creduto in questa iniziativa. Maretti contro Isa Pereira a sbattere contro la 21 ma in maniera regolare. Riparte l'Occasa, palla fino a Condò che deve mantenerla in campo. Condò appoggia lì in bello stile con l'esterno per il sinistro, accennato soltanto da Elpidio. Isa Pereira di nuovo dalla francese, Elpidio col mancino e poi
Melissa Barban che dà una mano in fase di copertura. Isa Pereira mantiene il possesso l'Ocasa, il Pidio cerca direttamente Colucci, asfissiante la pressione appena persa la palla da parte dell'Ocasa. Qui intanto è già stato un cenno di time out, probabilmente è stato richiamato il direttore di gara dal cronometrista, non abbiamo ben capito. Comunque si riparte con il possesso falconarese. Isa Pereira pulisce questo pallone fino al Pidio, lascia lì da Colucci che poi si dimentica di controllare orientando il pallone per la conclusione. Riparte Barban che cerca dall'altra parte Maretti e il Pidio sul ribaltamento di fronte va in porta direttamente, ma c'è Verdù che mette in rimessa laterale, occasione per chiamare il team out e questa volta va in porta dell'Ocasa. (4-0) al 35esimo inoltrato per le Citizens che stanno bagnando il proprio esordio la campionessa in carica alla vecchia maniera, ovvero vincendo questo primo appuntamento di Serie A 2025-2026 al Palavaglia. Si riparte dal corner di cui poco fa è il Pidio. Lot va incontro, lascia lì per Erika Ferrara, Mancino, Lot con il destro d'incontro, pallone alto sopra la traversa con Verdù che rimette in gioco. E il Pidio batte la rimessa con i piedi, va da Lot, Erika Ferrara, poi ancora la numero 21 e il Pidio centralmente su Colucci che ha davvero fatto una prestazione massiccia fin qui. Ferrara prova ad andarsene in ultima direzione da parte di Melissa Barban. Ferrara che si appresta a battere. Destro in porta da parte di Natasha Barban, poco da pretendere, poi pallone lasciato libertà in Santos da parte di Colucci che questo lavoro lo sa fare alla meraviglia. Ancora una volta voti pienissimi. Il lavoro di sponda della Colucci. Corner per l'Ocasa, 3 minuti e 50 secondi da giocare, pallone innalzato fino a Erika Ferrara che va con il mancino, pallone che rimane vivo, libera l'area di rigore
Maretti e poi Ferrara deve toglierlo dalla volontà di inseguire di Natasha Barban. Tutto regolare secondo l'arbitro. Ferrara lontana da Colucci, che però non perde un pallone, questa volta però Barban lo sfila in qualche modo attraverso il rimpallo alla numero 3. Colucci cerca di prolungare fino a Taina, chiusura però di Putov che ha dato via la ripartenza. Putov manca l'aggancio, può ripartire il Falconara. Schemi piuttosto saltuari in questa fase della gara. Qui Colucci prova il secondo palo ma non c'è Taina Santos. E Verdù che allora rimette in gioco. Ultime speranze per l'audace. Putov appoggia su Natasha Barban. Erika Ferrara ordinatamente fino a Colucci. C'è stato un fischio, commesso fallo nel tentativo di pressione su Loff, sì, di Loff. Allora fallo fischiato in sfavore dell'Ocasa. 1-1 il conteggio quando siamo entrati in questo momento nel 38esimo e mancano davvero pochi sgoccioli. Palla fino a Barban che non riesce ad agganciare l'ultimo tocco della calcettista veneta. Carturano, Lotti, appoggio da Taina Santos, in qualche modo passa Taina Santos con il guizzo. Taina Santos contro Verdù, lascia lì da Elpidio, anche lei nel ritorno a casa dell'Ocasa Falconara, la miglior marcatrice dello scudetto 2024-2025. Bagna con un suo centro anche l'esordio in questo 2025-2026, ma c'è tanto di Taina Santos in questo gol. La freddezza di non cercare la conclusione dopo che si era allargata troppo e di lasciare lì con la pisata per l'arrivo della brasiliana. 5-0, cifra tonda per l'Ocasa Falconara e Audace Verona adesso ancora di più all'angolo. Condò, appoggio, palla dall'altro lato dove arriva la scivolata che non porta frutti però di Natasha Barban, rimessa con i piedi per l'Ocasa. Isa Pereira, palla fino a Condò, apertura da Elpidio, chiusura in controtendenza al tentativo della francese dettato per l'occasione da Ferrari. Possesso però ancora delle blu scuro per l'occasione dell'Ocasa Falconara. Se ne va Elpidio, poi ultima deviazione di Maretti, errore, può ripartire veloce Ficeto con la punta. Deviazione provvidenziale in chiusura, in scivolata da parte di Isa Pereira. Maretti sposta, poi prova ad andarsene. Non c'è stata una deviazione in difesa dell'Ocasa, allora ultimo a toccare Maretti col sinistro. Palla al centro, arriva il destro di Santi che per poco non batte Carturan, si salva l'Ocasa dopo il palo, può ripartire il Falconara.
Elpidio sposta Mancino, Elpidio suolata fino al destro e poi Isa Pereira accenna alla conclusione verso la porta, non arriva, lasciato lì il pallone per Taina Santos, giocata a 2 da Manuale con Condò, ancora una volta Verdù a frapporsi rispetto all'Imperatrice. Bravissima Condò, per l'occasione si è rivelata davvero elastica nel pensiero, lasciando lì quel pallone in un battito di ciglia. Qui Isa Pereira scambia, poi sbaglia il passaggio, sbaglia il controllo e allora Verdù può uscire. Pallone regalato a sua volta a Carturan che ha servito Taina Santos, chiusura puntuale di Ferrari. Lot, Ficetto dice di no, un tentativo di verticalizzazione istantanea dettato dall'olandese che adesso va lei a occupare con il corpo quella parte di campo. Isa Pereira si mette in proprio contro Verdù. E poi rimette in gioco la rimessa dal fondo. Arriva Taina Santos senza mezze misure, calcia lontanissima, Maretti prova ad andarsene, alla fine diventa un assist per Ficetto che ritorna dalla 21 e Isa Pereira di mezzo cancella la trama, poi Condò, Maretti contro Lot, arriva Condò che vuole mettere ordine e poi l'olandese in bello stile all'indietro da Carturan, applaude il Palabagliali, l'impegno dell'esordiente in maglia falconarese. Isa Pereira verticalizza fino a Taina Santos, c'è il movimento di Condò e poi Isa, 10 secondi, Lot prova ad andarsene, guadagna rimessa laterale. Sgoccioli di un ritorno a casa veemente per l'Occasa Falconara che sotto le note degli olè dei propri tifosi inneggianti, il titolo da difendere, batte 5-0 l'Audace Verona, si fionda nella nuova Serie A Tesis 2025-2026 un po' alla vecchia maniera, un po' non lasciando spazio a tante interpretazioni qui tra le mura del Palabagliali. Ritorna nel segno della continuità dettata dai centri 2 di Isa Pereira e di quelli di Elpidio ed Erika Ferrara, con l'inframezzo di Colucci, e si presenta al Palabagliali alla stragrande per la stagione 2025-2026. Finisce qui il primo appuntamento di questa Serie A Tesis 2025-2026 con il saluto tra le due squadre e quello che destiniamo noi a tutti voi spettatori che ci avete accompagnato in questa serata. Da Samuel Miani è tutto, un grazie e un arrivederci ai prossimi eventi sportivi.